Ma nunca. Dimmi, un papi, isti, un tutti e due. Certo, che gli unni tutti e due. E com'era guarda che ti puttevi. Il tuo vecchio. Guarda che ti puttevi. Chi mi buttasti? Un regaletto rapido. Un regalo? Lo posso rapido? Certo, dove? E chi è? No. Viremo. Non la volesse sfasciare. Chi è? Che libro? No, una cosa più bella. Ma chi è? E perciò Papo Vecchio, Viriste, Certo, tutti e due. E com'era visti. combinato? E dai, era mischino. Ci portasti me saluti? Certo che ci Dai, puttevi. tu mi voleva bene a me. Chi sta mamma no, papa direttamente per te. Ah, coppola di cardinali, hai visto? Sono stato apprezzato nelle alte sfere, hai visto che caccaruno non mi capivo, ti pare che sono tutti chi paraocchi, Vedi? hai visto che mi apprezzarono, oh gioia, diventavi cardinale, ora ne accattavano bello attico come a Bertone, muta non ci diranno. Tu ma no, papa in persona? E chi mi disse quando hai a dire da quando mi fa cardinale? Allora, io tu mi dissi, Paccamora ci vanno i paramenti. Solo chi? No, poi tu mi dissi, poi ti chiamava per mettervi d'accordo per cerimonia. Ora ci telefono io. Non vieni vero che muretto papa, io ho cattivi i surditti e ora sumetti, che posso fare? Non è vero, sì, o papa, ma poi pare come non a sapere. Pronto? Ma che stai facendo? Muta. Pronto? Buongiorno, 112. E ferma, cercavo un numero di papa. Non mi può onorare. No, non ti dico. Ma va a scusare. Chiudi. Non mi può onorare. Cioè, ma non tu era eri un tu, qua 12 rifare. Scusa, quando diventavi tua mamma? Perché tu e mio padre fa sempre mamma? Oh, signore me. Perciò, saluta al cardinale. Ufficio cardinale? Ti pare niente? Ti pare che solo tu? Solo qui. Allora se passi diventò cardinale, io divento prete. Pizzuzzo, non ti mettere pure tu. Ti pigliasti pinnole stamattina. Non ce ne rasti. Sì, non ce l'hai giurato. Oh, da che ce l'hai giurato? Ma allora Paia ci aumentò e pure la pensione? Oh porca che pensa? A Gianna. Fate pensare. Certo, ora mi va a aumentare pure la paia. E se tutto va bene, la canonica te la lascio a te. Io me ne vai a stare nell'attico. No, tu sai però, Fratuzio, io ora saccio che ti si di. Chi fui? Gioia, ma tu sti cose ne puoi capire. Capisci? Non capisci, Gioia, tu non ci hai mai girato, sti cose ne puoi capire. Certo, parlò, la donna di mondo parlò. Oh, non ti permettere di insultare a me solo, Che allora sto bastone te lo lascio io in testa. Dunque, perciò, conta. E un papo no, visti? Pure io voglio sentire. Fratuzzo, io saccio che tu ti si di. No, nemmeno Mariuzza. Però io i papi ne visti, non proprio due. Come ne hai visti? Io a Roma e non ho visto Papa. No, ne visti. Non vi visto i papi? No. E chi ci sta a fare a Roma? Purissimo. Allora, ora tu conto. Io mi fin cimolato per vedere il papa. Ora tu conto. Non pigliavo anche una rarica. Allora, io una mattina mi pigliavo da sì e mi miri al Vaticano. Chi è da sì? Un tassi è una macchina a noleggio. La macchina a noleggio? Sì. La macchina a noleggio, a pagamento. E che c'entra noleggio con la macchina? Chi ne sa, ci riceste tu la macchina a noleggio? Babbo. Cretino. Perciò mi pigliavo da sì e mi miri al Vaticano. Ci abbatti la porta e ci dissi: io sono la sorella di padre Vincenzo. E vedi che conosceva una mi presentai, ci dissi che era Sosoro e ci voleva dire una palureddo papa. A quale di due? Papo no. Io batti la porta, certo. Lo sapete che mi rispondeva sti malarugati? No. E chi non conoscevo l'Andorro Padre Vincenzo e che comunque le udienze non papa sanno a prenotare. Malarugati. E lei che fece? Niente? Che cosa fece? Ci mi dissi faccio. Ci deva cura, potevi dare che mi veniva a casa. E chi sta fuori si torna papa? Malarugazione in tasto Vaticano che non si crede. Aduzzo,
La maleducazione che c'è qua, manco un paradiso c'è. Sta temuto Petro che fai peccato mortale. Ma maleducazione che c'è qua, manco un paradiso. Ma Mariozza, dimmi la verità. Ah? Se tu e i papi ne veristi, sto cappello, come vanno? Cuccio no? No! Poi un papa sa confermare i rigueri tu. Ma no, sono segretario all'albergo, un alloggiato io, e Miretti mi lascio sta coppola per te. Allora stesso cardinale sogno. Te lo giuro, che sa morire ricicciolato. Lo sai quanto ci tengo me a Terebua? Sì, avessi a morire insieme a Dio. Tu E tu? ci resta a mangiare a cicciolato stamattina. Ci retta a mangiare? Io dico che no. Sento un miacolare. Ma Senta, a baiare, chi è un cane? e che mettiste che cani entra? Senti, io cane non ne voglio, Dico cane o metti fuori. Che ma se non che mi porta in bullici. Comunque, io passo da bagno, mi vai a pigliare un bicchiere di... Ma senti, a proposito, mi contavi che manco che succede qua? Mazzatini, fuiuti, sciarriatini, che succede? Succede una cosa bella. Che succede io, Petro? Questa è una notizia fresca, se ne fu io. Ma voi? Fresca se ne fu io. Ecco qui. Ma che capio? Fresca se ne fu io. No! Per tu. Chi quale di due e quale di due? Che succede? Che se Dio non stai capendo? Una notizia fresca. Sinni fu io, un figlio della signora Rosa. Che babbo! Sì. Ma non si aveva io tutte i carabinieri. Sinni non te caraboniere, ma sinni fu io. E ecco consumo. Un figlio della signora Santa. Se ne fu io La con figlia. maschio. No, la figlia, mi confondi. Signori miei, unioni civili, c'aveva una ruppi di mano a Renzi. No! Unioni civili. Così La figlia della signora Santa. Hanno rovinato Peppina. un mondo, il matrimonio era uomo e donna. No, una Rovinato. signorina. Una signorina. Figlio della signora E perché mi registri Peppina. nomo? Mi Pare confondi. nomo. Mi confondi. Ti confondi. Cuccui. Che la figlia della signora Peppina e Francesco. Ma Quale signora Peppina? chi ne sta ci da un nene? Sta di campagna. Stanno facendo un fermo però. Lo sapete perché? Per inno che ce l'hanno a gira a pigliare. Ce l'hanno a dire a pigliare, dopo che se ne fu ieri, dopo che fecero ce l'hanno a dire, ora vado io, non ne stai c'è sta signora Peppina. No. Avanti, ora che sono in peccato mortale, se devono maritare, vedo io, il bambino deve avere un padre, adesso io... Ma quale bambino? Si fanno fu ieri, Non è che se ne fu ieri perché era... non era? No. Ma tu che ne sai, che si è, meglio che vai e ci dico che sanno a maritare. Vadi di racchisti, saranno pazzuti. Tu sapi che speravano di sua figlia, chisti. Oh, di quanto ne sentito io ante sue confessioni, altro che beautiful, un segreto che c'è. Peggio, lo segreto. Perché tu hai sentito le mie confessioni? E che ci fai? O peggio, se tu senti come i miei confessioni, io piglio in un ferro infuocato e ti paralizza ricci. Non si fanno. Ma io sentivo che da quando la stessa confessò con Isco pure. Veramente? E allora se ne un porco e malarugato, cretino e babbo. Ma sa ci sono peccate però. E ora che te ne fai? I balli o i bugli, ignoranti. Comunque, più o meno debbo che avessi a passare da banna, che oggi a Suruzza mi pigliava la pinnola che da orenare. E vai. Sì, Petro, non ti raccomando a te. Ora io vai a giracciare a chisti e fuiuti. Quanto ci dico che si devono maritare. Ora che io diventare prete, va se ne va da banda e polizia a chiesa però, Ma quale prete, Pigiuzzo, gioia, pigliare per fare un prete di negare in seminario. E tu sei interdetto, e al seminario non ci puoi ir. Perché come sogno? Interdetto, E che significa? Senti, poi tu spiego già. Senti, dichiarato babbo per lo Stato. Che fare questo cappello? Va bene, Fratuzzo, vai. Io vai e ciao. Penso a Pigiuzzo. Un minuto. Signore, Bacimi. Qual? vuole avere che parlavamo di reale e spuntare corna? No, non ci posso credere. Io secondo me Id. Chi è? Io sono la signora Rosa. Oh, signori, no, guarda, Pigiuzzo. Io qua non ci sto io. signora Rosa, La voglio avvire manchi lontano. No, mi sta stetta a casa. No. La voglio avvire manchi. Non ci apri, aspetta, fammi venire da banno. No. Chi è? Io sono la signora Rosa. A cui cerca? Pitruzzo, finiscila.
Buonasera, signora. Buonasera. Piacere. Ma a lei, signor Russa, io dico una cosa, lave più vizio, che tutti onna all'11 e 20 si presenta a casa del Parrino. Senti Peggio, non ti metti pure tu, un neoparrino, chiamalo perché hai urgente bisogno di parlare con Iddo. Subito. Si è ringraziato Dio, ma se viene qua sempre con urgenza. Il Parrino mi disse, vada Peggio, a me mi sciamò la prostata, non è che posso fare avanti il re, la canonica in chiesa. Se ci sono cristiani, dici che non ci sogno. Però ma se mi sta a qua. Sì. Ora io vedo che tu ma ma stai vinni per il fatto? Peggio, la sapere che non è un momento giusto, eh? Mi dicessi una cosa, ma in questi casi si fanno l'augurio e le condoglianze. Ma così? Che fai insomma di morire? No. Ma certo che sei babbo, un fuori è salvamento di vita. Ah, però ora devo capire una cosa, stu salvamento di vita e tutte cose. Padre Vincenzo stamattina mi disse, Peggio, vai al bagno e gli manna aria, perché mandare aria è salvamento di vita. Ora, io voglio capire una cosa, se uno manna aria è salvamento di vita, e se si ne fu è salvamento di vita, e se si ne fu è capire che è salvamento di vita puro. No, vediamo stamattina, caro. Senti Peggio, finiscilo. E questo cudava che suo figlio fu Eva. I cose brutte. Ah, io mi scanto queste cose, signora Rosa. No. E non ne sa molto suo figlio. Gioia, senti che fai? Chiama suo Parrino, presto, subito le chiamare. Va bene, ora io voglio però, ma se non è che per ogni minima cosa che va bene di qua, chi stai a canonica, non è che è a casa del sindaco. Vai da Peggio, chiamalo, presto. Io lo chiamo. Padre Vincenzo, Che vuoi? passassi in cabanna. Non posso passare, no! Ah, la prostata, sciammata. No! Passassi. E ora venga, sì! Tu vieni, chi fu? La signora Rosa, Ah, signora Rosa, io stavo venendo di lei! Si metteva meglio. Mi metteva a me, ora sogno cardinale! Ma chi sarebbe suo solo, Ah, mi va Sassanetto. Ci comunico che sono diventato cardinale perciò presto lascerò questo paese per andare a Roma dove mi attenderà una nuova sede. E lo sostituisci io alla... Mi non ci crede, mi s'assetta. Pietruzzo, tu vai da sotto a cogliere due fighe che rotte seccamo, che io voglio a parlare con la signora Rosa. E ricordati se fai che tu che non fai, un ferro cavolo, vieni pronto. Va bene. Accomodarsi, seppe della grave disgrazia. Una grande disgrazia mi succedeva in la vostra casa. E io il figlio a cui dibatto. Infatti. Ora come canta questo? Io viene babbo si faccia sottomettere, richigia. Si faccia sottomettere. Ma oramai io via giro su passare e sanno a maritare. Ora parlasse lei. Niente, io sono sicura che una cosa richiesta non l'avessi fatto mai. E intanto la figli, mai. Ma ci fecero fare! Ci colpa da zoccolona di Anciolina e da ciabattetta di tua mamma. Ah, chi è foro? Signorozza, in cambio caso, le male parole non sanno a dire mai, Ma chi disse? Chi disse? Soccolina, in cambio casa! A casa mia è. A casa tua, non normale un giocchio dal nord! Passa da banna, chi hai a parlare? E io ci sa verità. Un fatto è un vissero bello, una buona posizione. Bello no, signorozza. Questo diceva sempre. Ora quello, perché gli occhi mi funzionano. Vabbè. Bello no, a suo figlio Di ci buona può dire. famiglia. A suo figlio ci può dire che è nell'ossato, elegante, una parola non sa parlare, ma bello no. Comunque, ho visto così buono combinato e su fuero. Buono era. E non era buono, e vabbè, ora su fuiero, cosa fu io? La figlia della signora Ianciulina. Mi lava a dire Santa. cretino, e vattene da banna tu. E allora, ora Chi che è meglio, Paciuzzo, stanno facendo i pazzi. I Chi ne vogliono fare già si rincia. come ne vanno fare già se Ne vogliono fare già si rincia. prima lasciano a sta figlia avviata per bene e dopo la vanno fare già stringia Allora. perché non tenevano intra perché non tenevano intra ste mamme scoscienziate i figli invece di forniare e avviare le campagne che c'è? Comunque signoruzza
Ora una signora Peppina ci voglio io. Gli altri che non vogliono fare già si rientra, lo devono fare già si rientra. Certo, io e Babbicetto, ci vuole una spinta. Oh no, le cose l'hanno a dire per come sono. Ci pensa quando io... Signora Scarto non ci finirà così. Quando io ho uffici diplomati, quanto bravi! E da scuola ci feci profitto. Profitto? Perché ci fece profitto? Ci feci profitto. E perché? Avete un bel posto, Ma i meriti di cosa sono? Esatto. Ero mai eletto dell'azienda agricola? Di Giacchi. Ecco, quanto di carriera, di professore, quanto odio! Ma come? Marta, sono i chiavi che Ci retto in corpo a cicciolato! No, qualcuno mi ha detto a testa, vuoi altro morire invece. E che ammazzaste tu? Sì. E ora che c'è punto al tesoro! Se non iniziano in grave lutto, già mi sento tutta pure c'è Pirocchi. Arrivederci. Come atto ieri che ho polito Da chiesa, signor, ma signor. non ne va richiesta? Da chiesa, signor. Assicutela! Mi va la roba cose quanto marita sta figlio! Grande, chi pigliò cose? Che facciamo con sto coso? Morivo, ora chiama a me solo! No. Come no? Ce l'hanno a dire! Maria! Maria! Oh, ti senti male? Maria Gioia, Maria! Ti senti male? Gioia, non cianci di gioia, non cianci di meglio io che oggi! Canta tu, campo io e cumori mori! Io morivo! Che morivo? Ma sono? Un cicciolatti! Morivo. Morivo gioia! Non c'è! Moda mi dico! A Pinnoloni! Io! Non portaste tu a Pinnoloni, cazzo! No. Ma se sta storia sopra quando viene la signora Rosa, è un mattone. Non è vero che va a settare sopra! Dale! Dacci degna sepoltura per giocare a raccomando. Va bene. Degna sepoltura, io te non stiamo lì! Un tall'umido o tall'indifferenziato? Un po' differenziato, un cretino, e passiamo a tappare! Non avevamo che fare! Ma ero tanto bidicchio. Niente! Meglio io che io mi faccio! Ma senti una cosa, ma chi voleva da ciosciolica? Niente, vinne per sa figlio! No. Troppo con diploma, con tanti sacrifici! Guarda, ci penso. Se ne fui io. E che te ne fanno già essere in casa, mi hai capito? Ora ci vai a parlo io. E che avevi succeduto in questo paese? Oggi è stato... Ne succederà un'altra meglio. Che E fu? chi? Un'altra fugliotina. Io non mi posso morire caccaruno. No. Mi scio caccaruno. No. Sa maritare caccaruno. Ma non stai sempre pensa a matrimonio, funerali e altro posso Pensare, pensare? Guarino. Cascò un sindaco. Aure, perché si Chi si fici? fece mi scusi? Cosa fece? O sindaco. E che ci succedeva? Casco. Cascò, dicisti che cascò. No, carino, nel senso non c'è chiuso, si dimettio. Si dimetteva. E come mai? E come mai? Che ne saccio? A me mi dice carino un sindaco, poi perché carino lo saccio? A vuote carive non si dimetteva. No, perché disse lo casco. Casco. Adesso di parere no, era rannuzzo. Disse che decidivo di fare largo ai giovani. Ho capito. E a me che mi interessa tutto sto discorso? E quindi ora ci sono i 9 lezioni. E a me che mi interessa Mariuzza? Largo ai giovani, lo sapi che ci dico? Ci stai facendo un pensierino io. Picciozzo, tu picciozzo. Picciozzo, tu non ti pigliasti pinnole stamattina. Cammina con me. A pigliare le pinnole. Disgraziato, ci faccio un pensierino io. No, signori, va. Pronto? Pronto? Boh. Pronto? Non funziona, prima suona. Pronto? 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 Sì? Sono Papa Francesco. Sì, e io sono il Presidente della Repubblica. No,
Sono davvero Papa Francesco, eh? E io so davvero il Presidente della Repubblica. Addirittura. Sì, sì. Anche lei è lì? È bello questo. A statale lei a cui cerca? Se non è troppo disturbo, cercavo Padre Vincenzo. Padre Vicenza ha la prostata infiammata. Oh, mi dispiace tanto. Lo saluti e dica che le provole erano buone, se ne ancora me li manda. Sì, guarda, ci inchiamolo a lei. Per me e Sì. per i poveri. Io ne studi uno e lei mangia E proprio. mi raccomando anche lì, aprite le porte ai poveri. Niente, andavamo portando del giaccio su gnocca, povero. Ah, e lei è un povero. Vabbè, Non era sappi che ci dico, Presidente andassi. di Repubblica. Io ho tempo di babbiare, non andare con lei, la saluto. Arrivederci. Arrivederci. Ma così le pazzi.